Mi chiamo Giulia Parin-Zecchin, sono nata a Castelfranco Veneto e vivo ed opero sul Montello, a Nervesa della Battaglia. Sono una musicista e sono una poetessa. Nel 2020 è stata pubblicata la mia prima raccolta di poesie da Eretica Edizioni. Il titolo è Il cuscino è il confessore. Al momento sto lavorando alla mia seconda raccolta invece. Per quanto riguarda la musica è stata una passione intensa fin da piccolina, ma è stato 10 anni fa a Praga che è avvenuta la mia vera nascita artistica. Ho cominciato a comporre da autodidatta con chitarra e voce e dunque nel 2015 ho dato vita al mio progetto, Julinko. Ho pubblicato diversi lavori in formazione solista, in formazione di duo, in formazione di trio e dal 2015 sempre ho avuto la fortuna e la possibilità di viaggiare ed esibirmi in diversi palchi e contesti italiani ed europei. Nell'ultimo periodo mi sono concentrata sull'approccio solista, infatti tra pochi mesi, questa primavera, sarò in tour in Italia a portare la mia performance con chitarra elettrica e voce. In termini di genere, per non usare delle parole di nicchia o poco sconosciute, direi che la mia musica nasce dall'incontro tra il rock, il folk e la psichedelia. Da un altro punto di vista però descriverei la mia musica come meditativa, ipnotica, intensa. È una musica che propone un'esperienza spirituale. Da quando ho iniziato a comporre ho sempre avuto la sensazione che tutta la musica esista prodotta dall'ambiente in cui viviamo e che il mio compito fosse quella di estrarne dei motivi da sottoterra oppure coglierli dall'alto. Per questo motivo lo spostamento dal vivere in città al bosco è stato un processo fondamentale per affinare il mio orecchio, saper distinguere i suoni della natura da quelli artificiali, ascoltare i silenzi, ascoltare i boati e quindi la mia musica è una musica a tratti molto ambientale, una musica anche di contrasti che passa da un estremo all'altro, dal piano al forte, dalla dolcezza alla crudezza, eccetera. In questo momento sono felice, euforica, perché sono parte di una nuova band con altri 3 musicisti provenienti da altre regioni d'Italia. Il nostro nuovo quartetto si chiama Bosco Sacro e presto potremo condividere con tutti la musica che abbiamo creato. Ma nel frattempo potete trovare videoclip e musica di Julinko su YouTube e su tutte le piattaforme principali. E inoltre potete ordinare online il mio libro di poesie. Se volete seguire le mie attività e le mie visioni, Instagram julinko.imago.